Buongiorno a tutti. Oggi siamo all'ultima delle nostre pulizie archeologiche qui nel comune di Muravera riguardo al nostro progetto in convenzione col comune, appunto il sito di Nuraghe Murtas in cui siamo oggi è, se vogliamo, la riprova del grandissimo patrimonio archeologico che abbiamo in queste zone, come più o meno in tutti i comuni della Sardegna, che abbiamo a pochi passi dai nostri paesi, di cui non ci rendiamo spesso nemmeno conto e che sono una grande risorsa culturale e quindi poi economica anche. Ciao a tutti, sono Stefania, un'archeologa, e ci troviamo nel sito Nuraghe Murtas, in territorio di Muravera, in una zona ampiamente sfruttata dall'uomo a partire dall'età protostorica, nell'età nuragica, ma probabilmente anche in età preistorica, e ha avuto una continuità anche in età storica, sia in età romana che bizantina, medievale. È un nuraghe che si conserva abbastanza bene, la pianta è ben leggibile, è un nuraghe polilobato, sono ben visibili almeno 3 torri, probabilmente ne aveva una quarta, che conserva bene le murature. Secondo me ha un grande potenziale per una futura indagine a livello archeologico stratigrafico, quindi per uno scavo. La zona era sotto controllo di altri nuraghi nel territorio, nelle colline antistanti, probabilmente affacciava sul mare, poiché secondo Bartoloni questo dove ci troviamo era un arcipelago, adesso si trova un canale artificiale realizzato in età medievale. Il territorio è cambiato a causa dell'antropizzazione in età sicuramente storica, quindi romana e medievale, testimoniato anche dai vari siti intorno. Sono molto orgogliosa di collaborare con questa associazione, poiché pone delle basi proprio per delle indagini a livello poi scientifico e stratigrafico. Una cosa che ho notato da subito che non va molto bene, per esempio ho visto il pannello informativo che è molto rovinato e con poche informazioni, quindi sono sicura che l'associazione si occuperà anche di magari questi piccoli dettagli che però sono importanti poi a livello turistico e anche scientifico.